Abbiamo circa una sessantina di alberghi aperti in questo momento. Io penso che raggiungano dei tassi di occupazione di quasi tutto esaurito, cosa che sembra molto strana in questo periodo. Alberghi pieni a Jesolo nel mese di dicembre fino a qualche tempo fa sarebbe sembrato impossibile. Sulla costa una volta al massimo si parlava e si mirava al cosiddetto allungamento della stagione estiva. Oggi invece si parla apertamente di nuova stagione ed è qualcosa che è stato reso possibile soprattutto attraverso l'organizzazione e la promozione di grandi eventi. Possiamo dire che dicembre inizia alla grande con i mondiali di karate giovanile e quindi con un tasso di occupazione importante, perché circa 4.000 atleti con tutto l'indotto e quindi con familiari, mamme, genitori in genere che li seguono. Jesolo non è da sola, eventi in grado di suscitare interesse ed esercitare un richiamo turistico prima sconosciuto in questa parte dell'anno avvengono anche in altre località del litorale. Un'operazione nella quale, secondo Contarini, occorre fare squadra anche con gli enti pubblici. Si accresce quello che è l'appeal di Jesolo, che sappiamo già essere forte, ma che necessita di continuare ad essere forte e a crescere. Abbiamo visto che con l'apertura dei servizi sanitari sulla spiaggia viene gradita in maniera maggiore la passeggiata sulla spiaggia, e questo ci dimostra che sono proprio i servizi a fare grande la località stessa.